C'è un vento, quello della storia, quello del beach soccer, quello del Catania Beach Soccer con 14 trofei, un vento che chiama ancora una volta con l'ennesima presenza della formazione rosso-azzurra qui in maniera costante in 20 anni di beach soccer. C'è un vento, quello nuovo del Catania SSD, che vuole affermarsi in quella che è la sua grande occasione in questa Final 8 di beach soccer. È una questione di venti, è una questione di storia, come lo Ionio che incrocia il Tirreno in una magia naturale, come in maniera epica Scilla e Cariddi si sono affrontati. Non è epica, non è geologia, ma è storia, è sport, è beach soccer. Buongiorno da Attilio Scuderi e ben trovati alle Final 8 del beach soccer nazionale qui da Viareggio, dove si comincia con la grande atmosfera, ma si comincia soprattutto con i fuochi d'artificio di questa grande partita tutta rosso-azzurra tra Catania Beach Soccer e Catania SSD. Le vedete già in campo le due squadre. In maglia nera il Catania Beach Soccer, in maglia rosso-azzurra il Catania SSD. E noi diamo la linea subito a bordo campo a Matteo Santi prima di andare con le formazioni. Matteo, buongiorno. Ciao Attilio, buongiorno. Intanto una piccola nota climatica: dopo qualche ora in cui c'erano le nuvole, faceva anche un freddino, ha iniziato a fare capolino, un tiepido sole, e questo scalda sicuramente un'atmosfera già molto tesa, molto calda, grandissima la concentrazione nel prepartita, la si sente la tensione di questa gara, che è un quarto di finale scudetto, ma che è soprattutto un derby, una rivalità che si è accesa d'improvviso quest'anno. Assolutamente, si è accesa improvvisamente quest'anno, e i direttori di gara di questo fantastico match saranno Luca Romani di Modena, Davide Innaurato di Lanciano e al crono Francesco Cardone di Agropoli. Il Catania SSD si propone subito con il numero 3 Chiavaro, che sarà anche il capitano, con la maglia numero 5, lui il grande bomber, Eudin è il grande ex, quindi vento di ex, con la maglia numero 6 del Duca, con la maglia numero 7 Sinico, maglia numero 8 per Luis Enrique, il castigatore del Catania Beach Soccer nella tappa di Catania. Con la maglia numero 10 Noel 8, maglia numero 12 per Castriani, con la 16 D'Amico, con la 22 Matteo Costa che sarà il portiere che partirà dall'inizio, numero 3 De Fazio, con la maglia 25 Maurizio Giuffrida, con la maglia numero 27 Vincenzo Villella, l'allenatore è il signor Marconcini. Per la squalifica di Mario Giuffrida il Catania Beach Soccer risponde con Barbagallo con la maglia 22, Raffaele Padiglia con la maglia numero 12, maglia numero 5 per Farigna, con la 6 Deniti, con la 7 Palazzolo, con la 23 Giordani, con la 10 B Martins si aspettano i suoi colpi, con la maglia numero 20 Federico Cabral Fred, con la maglia numero 4 Catarino, maglia numero 3 per San Filippo, con la 11 Marcello Perciamontani e con la 9 il cannibale Emanuele Zurlo, il super bomber, l'allenatore è il signor Fabrizio Santos. Le vedete già schierate a centrocampo, le scelte proprio della panchina del Catania sono già fatte con Raffaele, Catarino, De Martins, San Filippo e Farigna, mentre il Catania SSD sceglie Costa tra i pali, poi Del Duca davanti al portiere rosso-azzurro, Eudin, Ott e Luis Enrique. C'è una formazione molto più accorta nel Catania Beach Soccer in maglia nera, d'assalto il Catania SSD nelle caratteristiche tecniche. Vi ricordiamo l'unico precedente di quest'anno proprio a Catania, il derby vinto dal Catania SSD a sorpresa per 9-3, ma questa è un'altra storia. Qua si gioca su anche quella che è la grande intensità del momento e l'abitudine anche a questi momenti. Ve lo ricordiamo, il Catania Beach Soccer ha centrato sempre la Final 8 scudetto da quando è nata la società del presidente Bosco, è sempre stata grande protagonista ed è soprattutto la squadra più titolata d'Italia, 14 trofei. Il Catania SSD però, come vi dicevo, ha questo vento nuovo, un vento che è stato donato anche dalla società calcistica, dal Catania SSD prima, oggi Catania FC, che ha dato il logo a quello che è il progetto di Di Benedetto. Subito Eudin, ma subito Raffaele Padiglia. Subito gran botta di Eudin para Raffaele.
Pallone per Del Duca, subito la pressione di Fred. Andiamo a bordo campo, Matteo Santi. Attilio, Fred in realtà era partito, no, fuori dal quintetto con Sanfilippo che era in campo per la centrata del Catania SSD. Evidentemente è una soluzione tattica questa, no, di cercare un interprete rapido, brevilino come può essere Sanfilippo in un primo scatto, in una prima accelerazione, su magari una palla allargata in mezzo al campo sulla battuta della centrata da parte del Catania SSD. Come è arrivato il tiro di Eudin e la parata di Rafael, è arrivato il cambio, Sanfilippo fuori, dentro Fred. Sì, vuole sicuramente questo. Fabrizio Santos è un allenatore molto molto attento, questo lo dobbiamo dire, uno che prepara in maniera meticolosa le partite, sappiamo la sua grande esperienza, arrivato al Catania Beach Soccer come preparatore dei portieri, poi ha scalato la fiducia della società fino a guadagnarsi la panchina, i trofei e i successi. Attenzione però anche al Catania SSD, che in questo momento lascia in panchina anche Alfio Chiavaro, uno dei tanti ex. In questa formazione c'è anche Eudin, che ha vinto trofei anche col Catania Beach Soccer, e anche Ott, che ha vestito la maglia della società del Catania Beach Soccer. Intanto gioco fermo perché Del Duca ha preso veramente una brutta botta. Vediamo se si rialza il numero 6 e il giocatore di equilibrio, lo dobbiamo dire, della formazione rossoazzurra, che adesso cerca di rinfrescarsi anche un po', però il sole è uscito in maniera perfetta, come ha detto Matteo Santi, a scaldare e ad aumentare il calore di questo derby che già aveva le sue temperature alte. Ma intanto seguiamo il primo calcio di punizione di questa partita, sono appena trascorsi 30 secondi e vedremo se Del Duca riuscirà a mantenere traiettoria e soprattutto direzione giusta per impensierire Rafael. Parte Del Duca col destro, Rafael, parata plastica alla Superman per Rafael, parata anche per i fotografi. Rimane in avanti il Catania SSD, si ferma il tempo, bloccato. Cominciano le spallucce dentro l'area di rigore, sono quelle tra Ott e B. Martins, tra Farigna e Eudin, angolo corto. Luis Enrique prova a eludere la pressione di B. Martins, si alza, rovesciata, pallone fuori. Matteo Santi, ma le panchine come hanno vissuto questo inizio? Devo dire abbastanza tranquilla quella del Catania SSD rispetto alla tensione, no, che può portare anche una partita del genere. Ricordavi giustamente tu, no? C'è sicuramente un gap fra le due squadre in termini di esperienza nel vivere questo tipo di partite. Dall'altra parte Fabrizio Santos, anche lui molto composto, braccia conserte, cappellino in testa, sta lì e se la sta vedendo. Però attenzione perché c'è un fallo che ha subito Eudin sulla carica di Farigna, e questo già è un primo episodio perché Eudin ha il piede caldo da lì e quindi potrebbe essere già un primo accento in quella che è la gara, sempre Rafael permettendo, perché grandissimo portiere quello del Catania Beach Soccer, ma sappiamo anche quanto può essere letale Eudin, che adesso scherza anche con Fred che voleva togliere il pallone. Un buffetto sulla mano del suo ex capitano. Eudin è pronto. Eudin che ha firmato, pensate un po', già 14 reti nella regular season. Solamente Leo Martins ha fatto peggio di lui, solo 12 gol. Attenzione perché questo è già un primo episodio della partita. È un calcio di punizione, ma è centrale, ma soprattutto è sul destro di Eudin, che parte. Destro, Rafael risponde presente. Terza parata della sua partita, fallo laterale però. Tiro centrale di Eudin, poteva angolare meglio.
il numero 5 rosso-azzurro. Diciamo che è stato un cioccolatino strong, ripieno per Rafael, non facile ma sicuramente non difficile. Ci prova lui dalla distanza, Fred si sostituisce a Costa, togliendo forse la traiettoria imprevedibile sul tiro di Rafael. Be Martins, limite, semina, tiro, Costa c'è. Ancora Eudin, vince di fisico ma Fred ruba il pallone, la partita è elettrica. Attenzione a Catarino, tutto solo, ancora Costa del Duca, mette fuori, si alza la temperatura della gara. Catania Beach Soccer 0, Catania SSD 0. Già interventi da parte di Rafael, già interventi di parte di Matteo Costa, saranno decisivi. I due portieri, tutte e due, guardate la omonimia anche cromatica, tutte e due in bianco. Rafael. Ancora Be Martins, ancora il portiere che ha vestito anche la maglia del Braga, Eudin da fuori, parabola, ancora lui, parata facile, ancora per il click dei fotografi a bordo campo. Ci avviciniamo al terzo minuto, pallone fuori, Matteo Santi. Brividi, no? Da una parte e dall'altra. Sì, e si è alzato anche il tono delle panchine, il direttore di gara hanno il loro bel da fare per insomma placare gli animi sulle panchine. È arrivata una prima ammonizione verbale per la panchina del Catania Beach Soccer, dicendo ai collaboratori Fabrizio Santos occhio perché questa è l'ultima protesta, dalla prossima scatta il giallo. Sempre dalla panchina del Catania Beach Soccer la grande esultanza precedente sul calcio di punizione calciato centralmente da Edwin a testimoniare come sapessero l'importanza delle palle da fermo anche in questa partita. Rafael alla ricerca di Giordani che è ritornato abile e arruolabile, ha avuto un piccolo problema muscolare. Il numero 23 del Catania Beach Soccer, così come l'ha avuto anche Rafael, ma sono ritornati e recuperati per questa Final 8. Sta bene invece fisicamente il Catania SSD che adesso attacca, attenzione, l'apertura per Luis Enrique che salta Rafael ma poi non riesce a dare forza e traiettoria. Giordani prova il tiro ma Luis Enrique è tornato a chiudere. Calcio d'angolo per il Catania Beach Soccer, arriva Be Martins, maglia numero 10. Quando c'è il 10 sulle spalle c'è l'io intrinseco nel DNA del giocatore. Giordani, e se c'è l'io c'è anche il suo essere decisivo e il Catania Beach Soccer aspetta anche questo da Be Martins. Catarino. Ancora il gioiello del Catania Beach Soccer, il numero 4, ma c'è la pressione, c'è anche lo stare bene tatticamente da parte del Catania SSD che non sta concedendo luce. Lo fa adesso, ma Matteo Costa esce bene su Farigna, occasione per la formazione di Fabrizio Santos che sta andando di palleggio e di apertura di spazi, sfruttando quelli che lascia. Traffico dentro l'area di rigore, ha provato a sorprendere ma Sirico era piazzato bene sul palo. Il lancio lungo ancora per l'italo argentino che mette il pallone al centro. Vince il contrasto Catarino, ancora Luis Enrique in costruzione. Sirico, ancora per Luis Enrique, destro Rafael. Partita subito intensa. Catania Beach Soccer che è riuscito a rialzare la testa nell'ultima partita, una scossa importante contro la Samb dopo la tappa anche di Ciro Marina che non è stata straordinaria, mentre il Catania SSD è arrivato con grande forza a queste Final 8, a questa finale scudetto qui a Viareggio. Vi ricordiamo ancora Rafael, stavolta calcia male ma c'è Fred in traiettoria che però non viene seguito nel movimento d'azzurro, ma la linea a Matteo Santi, bordo campo.
Sì, da notare come nelle rotazioni di Fabrizio Santos, Emanuele Zurlo, che non è un giocatore qualunque né per il Catania né per il movimento, no, del beach italiano, visto che attualmente il capitano della nazionale, sia entrato nelle terze rotazioni di Fabrizio Santos, ma questo è un segnale, è la testimonianza di quanto sia profondo il roster del Catania Beach Soccer. Sottolineo a quella che è stata il commento del collega Matteo Santi che non è la prima volta, soprattutto nelle partite che contano. Fabrizio Santos vuole gestire Zurlo in maniera diversa rispetto al quotidiano delle partite normali. Fred, De Martins, ancora Catarino. È proprio una manovra diversa, ci prova Rafael Costa, facile, apre la manona, la mette in calcio d'angolo. Notate anche i due modi di fare la partita. Da un lato c'è un più compassato alla ricerca dello spazio, nell'aggressione tecnica, attenzione a Zurlo, pallone alto, si era liberato bene sul primo palo, avevano vinto i blocchi in questo caso, non è riuscito a inquadrare la porta. Dicevo come c'è un Catania Beach Soccer che cerca lo spazio, cerca anche in maniera più compassata, più verticale la manovra del Catania SSD, alla ricerca dei suoi uomini migliori. Matteo Costa, proprio così, come vi ho detto, in verticale verso Luis Enrique, chiusura in calcio d'angolo da parte di Emanuele Zurlo che ripiega bene, e questo quello che vuole dal suo numero 9 Fabrizio Santos. Attenzione, calcio d'angolo, pallone dentro, lo elude il tiro di Sirico, esce ancora Rafael. Ancora Sirico contro Zurlo, riesce a vincere ma poi Zurlo torna, pallone che rimane però in attacco per la formazione rossazzurra che adesso prova a pressare nuovamente nell'area del Catania Beach Soccer. De Fazio, Sirico, ancora chiusura, tanto sacrificio anche dei suoi uomini migliori per il Catania Beach Soccer. Sirico, ancora lui, la palleggia, pressato da B. Martins, ancora pallone in fallo laterale. Cerca di conquistare il centimetro il Catania SSD, adesso però il pallone giunge morbidamente su Rafael, ancora lui, palleggia Fred al centro, De Martins, attenzione, c'è il primo episodio della partita, l'ammonizione per De Fazio e il calcio di rigore, sì, calcio di rigore. Matteo Santi, bordo campo. Del Catania SSD, come essersi resi conto che effettivamente il fallo c'era. Sì, era proprio Giordani, mi ha ingannato la capigliatura platino di De Martins e di Giordani. Sapete che il barbiere di tutto questo è Emanuele Zurlo, vi svelo anche questa curiosità. Ma intanto è la prima, un altro grande episodio, anzi dopo quello di Eudin c'è questo calcio di rigore, distanza ravvicinata. Mancano 3 minuti alla fine del primo tempo. Matteo Costa contro Giordani. Arriva il fischio dell'arbitro. Parte Giordani col destro. Giordani! È il primo vantaggio. Catania Beach Soccer avanti 1-0. Al minuto 9 Matteo Giordani sblocca la partita. Matteo Santi. È il primo episodio, no, questo Attilio, che sblocca la partita. Adesso sta tutto nella reazione del Catania SSD e nella capacità di controllo del Catania Beach Soccer, capire come sarà diciamo l'evolversi della partita. Ti aggiungo, Attilio, che non è stato risettato un problema al cronometro rispetto ai LED luminosi. Comunque adesso sembra tutto a posto, 3:25 alla fine del primo tempo. Sì, fortunatamente il LED vicino alla mia postazione funziona, l'altro no. Però riusciamo, grazie alle diotrie buone di Matteo Santi e alle mie facilitate dalla distanza, vedere quello che consegna il crono.
Catania Beach Soccer in vantaggio. Vediamo adesso la reazione del Catania SSD. Noelot ha provato il tunnel su Be Martins, ma non è riuscito il movimento completo allo svizzero. Si aspetta molto anche da lui il Catania SSD. Sono giocatori che possono fare la differenza e, permettetemi, devono anche in momenti del genere, dove le partite contano e pesano. Be Martins proprio contro Ott, si è girato Be Martins, non riesce a mantenere il pallone in campo. La rimessa dal fondo sarà in favore della formazione rosso-azzurra. Sì, Attilio, anche perché parliamo comunque di un giocatore, proviamo a contestualizzare, nazionale svizzero, soprannominato il Messi svizzero. Già, e questo dovrebbe spiegarvi qualcosa. Parliamo di uno che con la Svizzera ha vinto lo scorso europeo, il campione in carica, hanno vinto i giochi europei in finale proprio con l'Italia nell'ultima edizione di Cracovia. A proprio farvi capire che insomma parliamo di un livello superiore. Certo. Attenzione, perché è partito Catarino, era partito sull'auto di sinistra, poi ha frenato perché non ha trovato giocata utile, però quando parte con le leve da Gazzella, Catarino è sempre un grande spettacolo e diventa pericolo per gli avversari. Proprio lui ancora. Guardate, proprio l'atteggiamento più compassato da parte del Catania Beach Soccer. Quasi, attenzione, perché Del Duca fa la transizione buona per Villella, che però tira addosso a Rafael. Poi si inserisce San Filippo, che il fallo è il giallo per Eudin. E c'è un'altra occasione. Matteo Santi da bordo campo, aiutami se sbaglio o meno, sembra più tranquilla la formazione del Catania Beach Soccer rispetto al Catania SSD. È chiaro, Attilio, che il gol del vantaggio dà anche quel Certo. pochino di fiducia in più nel controllo e nella gestione, ma lo dicevamo prima, no? È anche questione di legacy trasmessa nel corso degli anni da questa società, che è una Final Eight scudetto non l'ha mai mancata nella sua storia, e nelle grandi competizioni la tradizione conta, pesa, ha il suo fattore in maniera importante. Dall'altra parte comunque il Catania SSD ha giocatori, e abbiamo visto poco fa con un anticipo imperiale di Del Duca, che possono trasmettere quel senso di storia, no? di esperienza, di capacità di andare a giocare partite ad alto livello. È però vero che adesso c'è una punizione molto pericolosa. Eh sì, è proprio vero, perché San Filippo, nonostante la giovane età, il numero 3 ha sul piede sinistro un'altra buona occasione. Parte San Filippo, sinistro teso, Costa la mette in calcio d'angolo. Per il Catania Beach Soccer, ultimi 94 secondi del primo tempo. Ci siamo, mancano 90 secondi alla fine del primo tempo. Ancora San Filippo nel cuore dell'area, Eudin morbido sul suo portiere, poi rilancia la chiusura ancora di Farigna, che stavolta è scelto con costanza da Fabrizio Santos rispetto alle altre partite. Vuole forse i suoi muscoli, attenzione perché Eudin va via, ma non inquadra la porta. Anche il numero 5 del Catania SSD, quando si va a prendere la luce dello sparo, del tiro, è sempre molto pericoloso. Intanto si riempiono le tribune della Beach Arena di Viareggio. Attilio, per ritornare su quello che stavi dicendo, sicuramente un po' più sornione, no? Il Catania Beach Soccer, che è lì, gestisce, detta lei i tempi e poi prova a pungere con accelerazioni improvvise. Vive un pochino più di strappi invece il Catania SSD. Assolutamente sì, analisi perfetta da parte del nostro Matteo Santi. È proprio Noelot, prima dicevamo che anche dai suoi colpi deve nascere qualcosa. Costa lo cerca adesso, prova, mamma mia, gran tiro al volo di Noelot. Se si abbassa la traiettoria sono brividi per Rafael, che non ci sarebbe mai arrivato. Riparte il Catania Beach Soccer, ultimi 18 secondi, non trattiene Giordani e il pallone arriva a Noelot, che si appoggia ancora a Costa, che prova l'ultimo attacco su Eudin. Vediamo, si gira, il pallone forse è toccato, no, è svirgolato da Eudin, il pallone finisce alto. 3 secondi, 2, 1, può bastare, finisce il primo tempo e noi andiamo proprio sulla panchina del Catania SSD, che in questo momento è indietro rispetto al punteggio, perché sta decidendo il gol di Giordani su calcio di rigore. Ma ascoltiamo la panchina rosso-azzurra.
Abbiamo un piccolo problema sull'audio, ma poi torneremo sulle panchine. Matteo Santi ci racconterà poi piano piano cosa si dice sulla panchina del Catania SSD. Subito la linea a Matteo Santi. Sì, intanto per fare una microanalisi di quello che è stato il primo tempo, Attilio, è effettivamente il primo tempo che ci aspettavamo, no? Sia nella gestione del tipo di partita da entrambe le squadre, sia nell'equilibrio, perché l'abbiamo detto, forse il Catania Beach Soccer ha qualcosina in più, ma quel precedente in campionato che dice 9-3 per il Catania SSD è un segnale, no? È un segnale, vuol dire qualcosa, vuol dire che questa squadra di qua ha quel qualcosa che può far male alla squadra di là, ed è quello che stanno analizzando proprio in questo momento. Vado a spiare. Vai a spiare. Nel frattempo ricordiamo che proprio per quello che diceva Matteo Santi, il Catania SSD intanto è il capocannoniere Eudin, 14 gol, anche se per ora Eudin non è riuscito ad accendersi, a inquadrare bene gli spazi giusti della porta di Rafael. Come diceva bene sempre il collega Matteo Santi, in questo momento almeno il primo tempo ha consegnato maggiore sicurezza da parte del Catania Beach Soccer, più strappi per il Catania SSD. Il rigore è sicuramente un episodio decisivo della gara fino a questo momento, ma è un episodio che conta fino a un certo punto, perché il beach soccer è imprevedibile, il beach soccer è lo sport del centimetro, lo sport del secondo, e tutto può cambiare in pochissimo tempo, e quindi sarà anche molto curioso andare a scoprire nel secondo tempo che cosa accadrà e che tipo di capitolo verrà scritto in questo primo quarto di finale della Final 8 Scudetto, in questo derby tutto del sud, in questo derby tutto etneo, il derby dell'Etna tra Catania Beach Soccer e Catania SSD. Matteo. Sì, ho provato a spiare il time out sulla panchina del Catania SSD, indicazioni in particolare per Ott, legate al fatto di prendere le spalle della difesa. Vuole una rotazione più rapida del pallone, giochiamo troppo col pallone, è stato detto sulla panchina, e proviamo a prendere le spalle, scarico, contromovimento e attacco della profondità, per andare a cercare a stimolare la fase difensiva, che magari può risultare a volte un po' pigra, del Catania Beach Soccer. E l'altro grande tema è stato sulla fase invece difensiva. Vuole più aggressività, sa che il Catania Beach Soccer gioca a un ritmo un pochino più compassato, e quindi vuole più pressione sulla palla. Assolutamente, avrei fatto lo stesso time out se fossi stato l'allenatore del Catania SSD, anche perché vi dico che spesso ancora non lo si fa, non lo fanno molti, ma quando hai un difensore centrale anche come Catarino o Denisi, mettere spesso il doppio pivot in fase offensiva destabilizza un po' le difese avversarie, e tende ad allargarle, e lì gente come Eulin, come Otto possono fare bene, possono fare anche male alle difese avversarie. Intanto Catarino subito non riesce a dare forza al suo sinistro, e il numero 4 del Catania Beach Soccer è ripreso il secondo tempo. Vedremo che cosa consegnerà questa ripresa. Lancio lungo di Costa, sbagliato per Del Duca, ci arriva Fred solo per un momento. Del Duca dialoga tutto di volo con Luis Enrique, poi Otto, attenzione, non c'è carica secondo l'arbitro di Catarino, che poi spara pallone fuori. Si lamenta Noel Ott, gioco fermo. Matteo Santi. Ovviamente, Attilio, le proteste erano sul contatto fra Catarino e Ott, che aveva stoppato di petto il pallone. Di esperienza, di grande furbizia, è arrivato il leggero tocco di Catarino, e di esperienza Ott ha provato un po' a accentuarlo il contatto, a far vedere che insomma c'era stato il tocco di Catarino. Sono quelle situazioni ibride, no? Non per forza tutti i contatti devono essere falli, e non per forza devono essere per forza tutti fischiati. Sì, intanto si è beccato il giallo il dirigente Massimo Maugeri della panchina del Catania SSD. Luis Enrique rincorre, ma Fred non lo sta mollando un attimo. Anche questa è una fase, attenzione a Otto, pallone in mezzo, la butta verso la riviera. Catarino. Dicevo, credo Fred... che la palla sia andata proprio a fare il bagno in acqua qui dietro. Sì, sicuramente. Luis Enrique rimane in avanti, il Catania SSI. Del Duca!
la schiacciata, il numero 6 del Catania SSD per il pareggio della formazione rossazzurra. Non c'è stato tempo, linea Matteo Santi, si parte subito sull'acceleratore. Lo dicevamo prima, no? Un gol di rabbia, di crederci, di volersi caricare la squadra sulle spalle e dire ok, questa partita noi ce la giochiamo alla pari, siamo qui per batterci, dovete fare gli straordinari. Tutto da rifare per il Catania Beach Soccer. 1-1, 10:46 da giocare sul crono. Catarino, pallone alto. Vedete come cambia il beach soccer, come consegna stimoli di fiducia in un rapido momento, come cambia secondo dopo secondo la partita. Costa, pallone lungo per Eudin che ha provato a impensierire Rafael. De Martins, esce Luis Enrique, si appoggia su Catarino, il numero 10 del Catania Beach Soccer. Poi Giordani, ha aperto lui le marcature su calcio di rigore. Rafael si appoggia molto su Raffaele, la chiave di volta tattica per Fabrizio Santos, il portiere brasiliano. B. Martins, Catarino, stessa perpendicolare, pressione di Eudin, ancora su B. Martins, pallone dietro, ancora per Rafael. Lungo verso Zurlo, Del Duca non ci è arrivato, Zurlo l'ha messa dentro a campanile. Ma non ci sono maglie nere del Catania Beach Soccer. Eudin con Catarino, 1 contro 1. Ancora Eudin, chiusura di Catarino. Prima hai sottolineato l'importanza di Rafael, no, nel gioco di costruzione del Catania Beach Soccer. A dire il vero, rispetto al solito probabilmente è stato utilizzato un pochino meno. Sì, è vero, però conoscendo anche l'evoluzione di Fabrizio Santos, sono i momenti che vuole sfruttare più che la continuità del 2-2, perché il 2-2 permette di fare tanto grazie alla mobilità di alcuni giocatori come Catarino, come B. Martins, come Giordani anche, che ha più minutaggio di Zurlo in questo momento. Partita molto intensa, partita bella, partita appesa a un filo. Catania Beach Soccer 1, Catania SSD 1. Siamo quasi al quarto minuto della ripresa ed è il primo quarto di finale di questa fantastica Final 8 2023 del Beach Soccer Nazionale, 20° anniversario di questo fantastico sport. Rafael ancora centralmente, vedete, libera la luce per Catarino, le scalate di Ott che va a chiudere, attenzione perché Rafael deve assolutamente aumentare i giri del motore per evitare il gol. Attenzione a Otto per Luis Enrique, di tacco addirittura Giordani mette fuori, attenzione perché Zurlo voleva far proseguire ma non è d'accordo De Fazio, fallo laterale. Ma cosa ha preso Matteo Santi, Rafael? Accelerazione sulla sabbia veramente da 100 metrista per Rafael, che ha dovuto alzare i giri del proprio motore e far esplodere le cosce per arrivare a prendere quel pallone. Sembrava onestamente destinato in fondo al sacco. Qui l'opzione invece per Fabrizio Santos, che prova a mischiare le carte, Zurlo e Giordani insieme, li abbiamo visti avvicendarsi nel primo tempo, invece adesso sono in campo insieme, a testimonianza di quanto sia anche mutevole, no, la formazione del Catania Beach Soccer, che abbia tante carte a sua disposizione. Perché c'è un difensore in questo momento più debole che è De Fazio, non c'è Del Duca, e quindi Fabrizio Santos guarda piano piano la partita come la guarda anche il Catania SSD dalla sua panchina, nonostante l'assenza di Mario Giuffrida per squalifica. Sirico ha provato il tiro di sinistro, pallone sull'esterno, gioco fermo perché la sabbia non permette a Catarino di andare avanti, ci vuole acqua. Ma torniamo da Matteo Santi, perché l'1-1 ha fatto sicuramente bene alla formazione rossoazzurra del Catania SSD. No, assolutamente sì, assolutamente sì. Devo dire che non si erano scomposti particolarmente neanche nel primo tempo, quando sono andati sotto 1-0, sono rimasti lì belli, posati e concentrati. Adesso lo sono ancora a maggior ragione, perché la partita va tutta giocata. Ecco, altra nota di temperatura, Attilio,
non siamo chiaramente minimamente vicini ai livelli di Ciro Marina, che probabilmente è stata la tappa, quella della settimana scorsa, la più calda della storia dei 20 anni del beach soccer. Però adesso fa caldino, Confermo, la dieta mia di Matteo Santi ne ha goduto 2 kg a testa il Ciro Marina. Costa. Gioco voleva il fallo su Luis Enrique. Non è d'accordo l'arbitro che dice a Costa vai avanti. Catarino. Pallone giocato dietro, ancora su Raffaele. Che va avanti, prova la conclusione, è centrale, ancora Costa, attenzione perché Sirico era tutto solo, se controlla possono diventare dolori per Raffaele. Giordani, De Martins, ancora Raffaele, Zurlo col petto, Matteo Santi. No, diceva Attilio, scusa, secondo me seguiamo l'azione. Sì, no, prendo la linea perché De Fazio sterza, Zurlo non ci sta, poi calcia accelerando troppo la giocata. Matteo. Dicevo prima, secondo me Sirico ha avuto un'incertezza, la stop o la calcia al volo di destro, ne è uscita fuori un nulla di fatto, perché non era un tiro, non era uno stop. Avesse scelto con convinzione una delle due opzioni avrebbe creato veramente un'occasione da gol importante. Sì, questo è sicuramente vero, lettura giusta, e d'altronde sono momenti, qualcuno poi riflette e dice ma perché questi atleti giocano a beach soccer quando ci sono le temperature alte, il rimbalzo del pallone è senza senso e invece io me la giocano. sono data. Qual è? Perché non sono normali. In senso positivo, ovviamente. In senso positivo, ma perché sono dei globetrotter del pallone. Ecco, diciamo le cose come stanno, perché riescono a domare anche contro quella che è l'incertezza del terreno dove giocano e l'imprevedibilità. Attenzione perché il fallo stavolta è di Noel Ott, secondo l'arbitro non è di Catarino ed è calcio di punizione. C'è una sfida continua tra Ott e Catarino e d'altronde in questo momento sta vincendo il fisico di Catarino. Ott la dovrebbe mettere proprio su quello che diceva la panchina del Catania SSD, maggiore aggressione dietro le spalle di Catarino per cercare di allungare le leve di Catarino che è veloce, però almeno lo metti sotto stress. Ecco, diciamo le cose come stanno. Matteo, non so se sei d'accordo e poi andiamo sulla punizione. Sono d'accordissimo e vorrei dire, pensate che sia lontano il punto di battuta? No, assolutamente no, guardate. Parte Catarino, destro teso, Costa infatti è andato verso la porta, il suo destro è stato virale per il beach soccer nazionale. Ricordiamo Serie A Beach Soccer, i nostri social su Instagram e TikTok. Un gol di Catarino ha fatto il giro del mondo, 700 milioni di visualizzazioni, non so quante. Ogni giorno cambiano i numeri. De Martins, pallone per Raffaele. Ancora Raffaele. Farigna, portato quest'anno per la prima volta in Italia dal Giuseppe Bellantoni, il direttore generale. Marcello Perciamontani. Del Duca dice non c'è nulla, non c'è tocco. Si va avanti, Eudin mette la terza, non c'è niente. Farigna, attenzione, corridoio, tiro, Costa dice no. Marcello Perciamontani! C'è il gol del Catania Beach Soccer, il raddoppio nella carambola perfetta. Sembrava un flipper dentro l'area di rigore del Catania SSD, che è il raddoppio della formazione di Fabrizio Santos. Matteo Santi. Tutto Attilio nasce da una forzatura di Eudin che ha cercato un dribbling in fascia. È chiaro che quella è una delle sue peculiarità, è una delle sue caratteristiche principali, ma secondi, ti stavo per dire, guarda quanto è profondo il roster del Catania, che fa entrare solo adesso nel secondo tempo a 4,50 dalla fine Perciamontani. Boom, gol di Perciamontani. Sì, è stato una carambola perfetta, è arrivato lì e lui ha messo il piattone di destro per il 2-1, nuovo vantaggio, 4,53 da giocare di questo secondo tempo. È un derby appeso ad un filo, è un derby dell'equilibrismo. Vediamo un po' chi sarà
maggiormente abituato a camminare sul filo della corda della tensione, Del Duca pronto per far sparare Eudin, e anche qui dobbiamo far silenzio. Vediamo, sterzata Eudin, pallone altissimo, esulta la panchina del Catania Beach Soccer come se fosse un gol. De Martins, Marcello Perciamontani, il suo tocco è quello del raddoppio che ha cambiato ancora l'evolversi del derby di questa Final 8 scudetto, quarti di finale. Chi vince affronterà la vincente tra Al Salab Napoli e Friuli Venezia Giulia. Intanto un pallone interessante di De Martins, ma non era d'accordo Sirico, che ha spazzato via. Atti, giusto per ritornare sulla profondità del roster del Catania, adesso mi sono alzato per guardare un po' la panchina, e oltre a San Filippo, che di fatto fa soltanto quel gioco sulla centrata e ha giocato praticamente neanche un minuto complessivo, non sono mai entrati Barbagallo, secondo portiere di alto livello, e chiaramente questo perché Rafael in queste partite non può uscire. Non ha giocato un minuto Palazzolo, la storia di questa squadra, e non ha giocato un minuto neanche Denisi. Tutti i giocatori che hanno minutaggio solitamente regular season, ma evidentemente, nonostante sia un roster molto profondo, e l'abbiamo visto poco fa con Perciamontani, Fabrizio Santos vuole diciamo concentrarsi sui suoi top assoluti, non vuole che escano mai dal campo. Assolutamente sì, anche perché la chiave di lettura, attenzione a De Martins, Paracossa, la chiave di lettura è perché non c'è un pivot vero nel Catania SSD, tranne Villella, ma non entra sempre, e quindi non c'è bisogno di mantenere Denisi là basso sempre. E poi l'altra è perché forse si sta affidando di quello che stanno dando in questo momento i suoi giocatori di talento, di movimento. De Martins, attenzione, attaccato da Eudin, poi Farigna, Catarino, attenzione ancora Perciamontani, Marcello Perciamontani, il giustiziere di questo secondo tempo, ancora una volta al posto giusto, al momento giusto per il triste del Catania Beach Soccer. Calabrese è entrato e ha spaccato la partita in questo momento. È quello che era mancato al Catania nel primo tempo, ovvero la profondità lì sotto porta. L'ha trovata due volte Perciamontani, vero mago dell'area di rigore. E adesso è interessante perché mancano 2,52 alla fine, deve reagire il Catania SSD, lo fa con questa rovesciata volante di Noel Otto che sfiora l'incrocio dei pali di Rafael Catarino, ancora per Rafael, adesso con le mani, non con i piedi, per Perciamontani. Del Duca riesce a chiudere, sta sfruttando tutti gli accadimenti fino a questo momento il Catania Beach Soccer in maniera cinica, spietata. De Martins, Rafael, bellissima l'apertura d'esterno addirittura per Catarino, che poi non è riuscito a controllare, ma che apertura ha fatto Rafael. Farigna e sigla il quarto gol del Catania Beach Soccer, che va ancora in gol, ancora su un errore del Catania SSD. Matteo Tanti. Sotto 4-1, ma questo è il beach, no? Si può segnare veramente in qualsiasi secondo, si possono fare 3 gol anche praticamente in 2 minuti, e adesso questo strappo è importante, perché ora il Catania Beach Soccer può gestirla in maniera un pochino più serena. Non è mai finita finché non è finita, chiaramente, e dall'altra parte il Catania SSD adesso deve psicologicamente resettare. Assolutamente. Pallone sull'esterno, ha dato l'illusione del gol, una frustata tremenda di Eudin, il pallone però non è entrato, ha gonfiato l'esterno della rete e per poco non ha dato, proprio come vi dicevo, l'illusione della rete. Dicevo prima anche quello che ha detto Matteo Santi da bordo campo, tutto può cambiare perché se in 1 minuto e 30
il Catania Beach Soccer è riuscito a mettere dentro queste 3 reti. Molta responsabilità anche della sabbia, dei rimbalzi, di alcuni piccoli errori che ci stanno, però ripeto, in questo momento da squadra forse più abituata, in maniera cinica sta vincendo questa partita il Catania Beach Soccer, in maniera spietata, sfruttando tutto. E sfrutta anche Palazzolo, appena fatto entrare in campo, esordio nella partita per lui. Mentre arrivano indicazioni dalla panchina del Catania SSD, hanno chiesto a Costa di restare dentro, concentrato la partita, troppo vitale, troppo importante, troppo determinante il gioco di impostazione in fase di iniziazione con il portiere, e Del Duca gli ha detto proprio: Matte, se esci di testa dalla partita è finita. De Martins lancia Giordani, Eudin lo anticipa, c'è fallo in favore del brasiliano, il fallo stavolta è di Giordani e il calcio di punizione sarà per il Catania SSD. E anche da lì, come ha detto prima Matteo Santi in occasione della punizione di Catarino, niente è impossibile, perché c'è Eudin che andrà sul pallone. Matteo, voglio sottolineare anche, solitamente no, giocatori con gli arbitri non è che si prendano tantissimo, solitamente protestano a prescindere. Invece devo sottolineare un bel gesto di Giordani, che qui ha commesso fallo con Eudin, è andato a dire all'arbitro: sì sì, effettivamente mi si è messo davanti, mi ha anticipato, ho fatto fallo di spalla, buona chiamata, bel gesto. Bravo ragazzo Giordani, Parte Eudin, attenzione sul binario del suo destro, non inquadra la porta. Per ora non è stato Eudin decisivo, quello che ha siglato i 14 gol fino a questo momento in campionato. Palazzolo non arriva, anzi adesso sì, mantiene in campo, no. La rimessa dal fondo sarà per il Catania SSD, 32 secondi, massimo vantaggio per il Catania Beach Soccer, più 3, 4-1. Doppietta di Marcello Perciamontagna, il gol di Farigna, Luis Enrique sull'out di destra, poi scucchiaia per Ott. Doppio rimbalzo su Palazzolo, mette fuori Catarino, sembra Franco Baresi, non se lo lascia dire una volta. Matteo Costa, pallone lungo alla ricerca di Luis Enrique, c'è la manona, il volo plastico di Raffaele che si becca anche il calcio di punizione a 2 secondi dalla fine del secondo tempo. Sono saliti anche i decibel della panchina del Catania Beach Soccer, che adesso inizia a sentire il peso del risultato e a esultare in ogni tipo di situazione. Fin qui, Attilio, mi sento di dire, è stata, forse paradossalmente si attendevano le stelle, no? È stata la vittoria e la partita dei gregari in questo momento, non vittoria nel senso di vittoria del Catania Beach Soccer, ma nel senso che sono assurti al proscenio proprio i gregari in questa sfida, perché la doppietta di Perciamontani non ce le voglia. Magari uno si aspettava Catarino, Be Martins da una parte o Teodin dall'altra, invece Giordani, doppietta di Perciamontani, gol di Farigna, insomma è questa un po' la chiave della partita. Sta facendo la differenza la panchina in questo momento. Assolutamente sì, attenzione al destro di Raffaele, pallone alto, finisce anche il secondo tempo. Adesso Matteo Santi ci racconterà un po' di umori delle panchine, delle due panchine del Catania SSD e del Catania Beach Soccer, ma l'analisi è vera ed è anche spietata rispetto ai 3 gol del Catania Beach Soccer, che è in vantaggio di 3 reti, 4-1. Ed è quello che vuole Fabrizio Santos, più delle individualità personali che possono risolvere la gara, ma è quello della forza del gruppo, perché vuole questo prima delle prime donne da questo punto di vista per l'allenatore brasiliano. Catania SSD che però adesso ha il terzo e decisivo tempo, dove tutto può succedere, dove mancano 12 minuti effettivi, dove il beach soccer regala sempre emozioni e non regala certezze. Matteo Santi. Sto studiando un po' il time out, sono proprio davanti alla panchina del Catania Beach Soccer. Chiaramente quando sei sopra 4-1 e manca un tempo alla fine, anche il time out assume un contorno diverso, no? Vedo degli animi decisamente più rilassati e tranquilli rispetto a quello che può essere una panchina invece del Catania SSD, che è tutta concentrata intorno a Chiavaro nel cercare di recuperare le energie mentali della partita. Dall'altro lato Fabrizio Santos in particolare ha avuto un lungo colloquio con Catarino, e evidentemente la lettura della fase difensiva in questo terzo e ultimo tempo
è la chiave, no, per tenere questo vantaggio. Adesso andremo sulla panchina del Catania SSD, dove ci sono ancora gli incitamenti da parte di Alfio Chiavaro. Molto cariche, grazie. È vero, la discussione tra Fabrizio Santos e Catarino, e poi la traduzione anche di Fred di quelle che sono le indicazioni di Fabrizio Santos. Adesso c'è anche una mimica importante dalla panchina del Catania Beach Soccer, che è quella legata alla concentrazione massima anche nel terzo e decisivo periodo. Matteo Santi, so che stai ascoltando e provi da buon detective a carpire qualcosa sul Catania SSD. Sì, si muovono a velocità supersonica le pedine sulla lavagnetta per cercare di definire quello che può essere la migliore strategia in uscita di possesso. Ancora una volta grande attenzione su Matteo Costa, sempre su quella situazione che abbiamo descritto prima. Quanto è importante nel gioco del beach soccer l'uscita con la palla dal basso con il portiere, che può aprire degli spazi che altrimenti fai fatica a andarti a creare quando le difese possono avere il lusso sopra 4-1 di star basse, star chiuse e non concedere spazi. È il portiere che è la chiave di quella situazione lì. Assolutamente sì, ritorna il roster del Catania SSD in campo, ripartirà da Matteo Costa, da Del Duca davanti al portiere rossoazzurro. Alfio Chiavaro prova a catechizzare Matteo Costa. Roster completato da Eudin, Ott e Luis Enrique. Si parlotta ancora sulla panchina del Catania Beach Soccer, si parlotta tanto perché vuole il massimo Fabrizio Santos fino alla fine. Adesso il capannello da parte del Catania Beach Soccer, che sta per rientrare in campo, e si torna nuovamente con Rafael a difesa dei pali. Si riparte da San Filippo come è successo all'inizio della partita. C'è anche Be Martins che comincerà questo terzo tempo, e poi tutto completato da Farigna e da Catarino. È tutto praticamente porto sudamericano brasiliano più accento italiano con San Filippo, però forse tra poco arriverà subito il cambio con Fred, come è successo nella prima frazione. Vediamo un po' come andrà. È tutto pronto, 12 minuti, gli ultimi 12 minuti di questo primo quarto di finale della Final 8 Scudetto qui a Viareggio. Si parte con Luis Enrique, chiusura proprio di San Filippo. Del Duca ha siglato il momentaneo pareggio per i rossoazzurri, proprio il numero 6 della formazione di Mario Giuffrida. Col tacco prova ad andare via Luis Enrique, poi rovesciata, Catarino si sostituisce a Rafael e poi butta via il pallone dove c'è San Filippo sulle tracce della sfera orange. Ancora San Filippo, chiude Luis Enrique, San Filippo va di fisico, esce Costa a mettere ordine e a bloccare il pallone. Del Duca, Ott si è visto poco, il 10 della nazionale svizzera, sempre braccato, l'hanno fatto giocare basso, mai una giocata pulita in avanti per Ott. Del Duca è lui a cercare la conclusione sopra la traversa. Be Martins, che aveva cominciato il riscaldamento addirittura con i leggings scaldamuscoli, li ha dovuti togliere perché è uscito fuori il sole, che riscalda da solo quelle che sono le temperature dei muscoli delicati del portoghese. I grandi gemelli Martins. Eudin, rovesciata, pallone fuori, l'ha lasciato rovesciare Be Martins. L'ultimo tocco è del portoghese, calcio d'angolo. Noelotto col destro, corto ancora per Eudin, che prova a coordinarsi. Farigna non glielo permette. Partita perfetta finora del numero 5 del Catania Beach Soccer, Luis Enrique. Pinta, si appoggia Del Duca, il rovesciato, è ancora lui il giocatore più pericoloso del Catania SSD, e questo
fa specie se Del Duca è il più pericoloso. Matteo Santi. Stavo pensando esattamente la stessa cosa, Attilio. È un po' lo specchio della partita in questo momento. D'altra parte, però, il Catania Beach Soccer non deve fare l'errore di abbassarsi troppo. Già nelle ultime due azioni ha scelto, come in questo momento, di star molto basso, di star molto giù, e questo alla lunga può essere un problema. Ott subisce carica, non c'è nulla, Farigna ancora a strappare palloni, Del Duca non cade, grande correttezza sulla carica di Farigna, Eudin per Luis Enrique, non c'è fallo neanche su Perciamontani, pallone che finisce in calcio d'angolo in favore del Catania SSD. E adesso si alzeranno gli animi sicuramente. Ott fuori ancora per Eudin. Siamo già al terzo del terzo e decisivo periodo. Invita Be Martins, si appoggia su Eudin, si allarga Ott perché vuole luce, vuole spazio, deve avanzare con personalità anche Costa, lo fa adesso, destro secco, Catarino ancora a sostituirsi a Rafael. Rimane a terra il numero 4, il colosso brasiliano. Praticamente il Catania Beach Soccer ha due portieri, perché già la seconda volta che Catarino riesce ad anticipare la traiettoria di tiro, anticipando anche la parata di Rafael. Così è abbastanza illegale, onestamente. Assolutamente sì, e sai, beh, io ci penserei in Catarino, più va avanti, fa un power play, diventa lo Onana del beach soccer, ci sta tutto, piedi. Per un posto in finale, nei finali femminile e maschile. Si riprende, rimessa laterale per il Catania SSD, educato ma troppo lungo il passaggio di Eudin per Sirico. Rimessa laterale, stavolta per il Catania Beach Soccer, indovinate su chi si appoggia, su Raffaele, ancora, destro, Costa, sopra la traversa, deve mettere le manone, è sempre pericoloso Padilla. Col suo destro o libera l'uomo o diventa una mina pronta a esplodere per le difese avversarie. È entrato anche Denisi, vuole minutaggio, fa rifiatare tutti Fabrizio Santos. Di fatto con Denisi sono entrati tutti tranne il secondo portiere Barbagallo. Guarda dove l'ha messo, in marcatura stretta su Eudin. Diventa l'altra ombra, quella un po' più alta di Eudin. Attenzione, fallo di Eudin proprio su Denisi. Diciamo che è stato un abbraccio fraterno, quello fra Denisi ed Eudin, vicendevole, e entrambi sono caduti a terra. Assolutamente. Favorita in questo caso la difesa rispetto all'attacco, come di consueto. Guarda, ti dico subito che appena entrato Denisi ha testato l'elasticità del pantaloncino di Eudin, appena entrato subito in marcatura. Ma è quello che sa fare meglio Denisi, non gli devi chiedere rovesciate volanti, non gli devi chiedere qualità, gli devi chiedere annulla il giocatore più pericoloso avversario, e fino a questo momento, da quando è entrato, lo ha fatto. Si è beccato anche un calcio di punizione. Questo allenta la tensione, favorisce il Catania Beach Soccer in questo momento. Deve trovare un gol il Catania SSD se vuole avere un finale di terzo tempo da arrembaggio, da Pirati dei Caraibi. Poi dobbiamo pensare chi sarà Jack Sparrow nel Catania SSD, se arriverà questo gol che può riaprire la partita. 7:54 alla fine, terzo tempo, conduce il Catania Beach Soccer 4-1, un secondo tempo letale, anzi un minuto letale per i rossoazzurri in campo, dove hanno goduto le maglie nere della formazione di Fabrizio Santos grazie alla doppietta di Marcello Perciamontani e al gol di Farigna. Denisi da casa sua prova il destro, non inquadra la porta. Destro largo di Denisi, ultimi 7:48 della Firico, Costa allarga ancora per Sirico, non controlla bene, però recupera il pallone. Attenzione, l'unico errore di Catarino, può accendere Ott, rovesciata, ma Catarino è muro, è colonna. Eudin, Denisi lo allontana dall'aria,
poi va a trovare Sirico, Giordani fuori, 7 minuti, prova il massimo sforzo il Catania SSD, ancora Costa, trova ancora Luis Enrique, destro, pallone fuori di poco. Ma è chiaro che in questo momento questa soluzione tattica, no, del Catania Beach Soccer un po' favorisce la possibilità, le chance di costruzione del Catania SSD, anche se fino a questo momento poi lo score dei gol recita soltanto uno, quello di Del Duca nel primo tempo, e quindi è evidente che sta funzionando questo sistema tattico in questo momento, però alla lunga potrebbero pagare. Costa, facile per Raffaele che poi prova subito ad accendere. Forse sta buttando troppi palloni il Catania Beach Soccer in questo momento, perché ancora c'è un'infinità di tempo, siamo alla metà del terzo tempo. Eudin è solo! Eudin! Il 15° gol da parte del brasiliano, riapre la partita il Catania SSD, il destro di Eudin, Matteo Santi, l'avevamo detto, il Catania Beach Soccer stava gestendo troppo presto la partita. È lunghissima e non ha pagato dividendi questa soluzione alla lunga, quando comunque... qui a Eudin, a Ott, basta un attimo per rimettersi in partita. Già, e dunque adesso 6 minuti dove ci mettiamo comodi, perché magari abbiamo bisogno ancora di fuochi d'artificio sulla sabbia di Viareggio, anche perché se è derby etneo è derby di Vulcano, è derby di Etna, e quindi tutto può accadere, può essere silenzioso il Vulcano oppure può emanare lava, e vedremo che cosa succederà. Del Duca, Ben Martins si inserisce, pallonetto di Ben Martins, pallone alto, è stato morbido, un tocco felpato da parte del sinistro del portoghese, se va in porta viene giù l'arena. E questi sono i colpi di Ben Martins, questi sono quelli del giocatore del numero 10, Denisi, ancora corpo a corpo con Eudin che sorride per non arrabbiarsi, per frustrazione, il brasiliano che però ha riaperto la partita sull'unico errore, lo dobbiamo dire, della difesa del Catania Beach Soccer fino a questo momento. Ci crede però il Catania SSD che viene in avanti, prova Denisi, la manda verso gli alberghi del litorale di Viareggio, forse cerca un pernottamento il pallone di Denisi. Luis Enrique sposta il pallone, pressa Ben Martins e anche lui il primo difensore della formazione rossoazzurra. Costa ancora verso Eudin, pressato, la gira in rovesciata, il pallone esce di un niente, Matteo Santi. E come le partite poi si possono aprire, poi certo se Ben Martins fa quel gol non solo si alza in piedi tutta l'arena, ma io sono il primo a prendere uscire e dire vabbè adesso allora puoi fare quello che vuoi, io me ne vado, non ha senso che stiamo qui, ma parliamo di un giocatore che ha vinto tutto sia come premi individuali, è stato il miglior giocatore del mondo, miglior giovane del mondo addirittura nel 2015 se non ricordo male, ha vinto 2 mondiali con il Portogallo, insomma parliamo di uno che ormai da 4, 5, 6 anni è considerato tra i top 3 giocatori sul pianeta Terra, quindi le sue qualità di certo non le scopriamo oggi e non lo scopriamo con quel gesto tecnico di quel pallonetto straordinario. Denisi nella situazione precedente che ha mandato palla agli alberghi, come giustamente sottolineato, mi sembra aver ricalibrato, no, la fase di marcatura dopo l'ingenuità in occasione del gol del 4-2 di Eudin. Ricordavi B. Martins, adesso seguiamo il tocco e poi ti do una curiosità, perché il suo debutto proprio in Italia è stata da trauma. 2014 sulla panchina del Catania Beach Soccer c'era il mago Soares, lui sbagliò un calcio di rigore sul palo che consegnò la Coppa Italia a Terracina e lui era giovanissimo. Attenzione a Sirico che non riesce a girare il pallone in rete, era un'altra buona occasione per dare la pressione. Denisi va via, Denisi, Costa chiude, poi Del Duca, poi ancora Costa, pallone lungo verso Luis Enrique con il pugno Rafael, morbido lo stop di Perciamontani che poi va via, si ferma, non lo aiuta la sabbia, Luis Enrique, anzi Sirico torna e c'è fallo sull'idolo argentino, calcio di punizione per il Catania SSD.
È tornato a crederci prepotentemente il Catania SSD, perché sa che con un gol poi il finale di partita ci mettiamo seduti e ce lo godiamo veramente con grande intensità e grande enfasi. Non è lontano il Catania SSD mentalmente dalla partita, anzi ci è rientrato proprio dentro con tutte le scarpe che non si usano in questo sport, con tutti e due i piedi. E intanto c'è un giallo per il capitano Fred dalla panchina. Si becca il giallo Federico Cabral, dal 2010 veste questa maglia. Segnò 20 gol alla sua prima stagione con la maglia rossazzurra. Seguiamo Sirico, destro, facile, cioccolatino per Rafael. De Martins, ancora Rafael, ancora per il portoghese, l'asse è quella. Hanno giocato insieme nel Braga che ha vinto tutto. De Martins prova a girare verso Denisi, pollice verso l'alto da parte del numero 6 del Catania Beach Soccer, che poi guardate chi tocca e chi segue. Eudin non lo molla un centimetro, secondo me lo segue anche in albergo alla fine della partita. Del Duca, Costa, siamo entrati negli ultimi 3 minuti, non inquadra la porta l'estremo difensore rossoazzurro, crono bloccato, 3-10, si ricomincia. Ultimi 3 minuti, 2 gol da recuperare per il Catania SSD. Avanti il Catania Beach Soccer, 4-2, Perciamontani palleggia bene, la pressione c'è di Del Duca, si appoggia dietro per Catarino, prova l'1-2 con De Martins, si inserisce però la fase difensiva del Catania SSD che riparte dalla fase di transizione a quella offensiva con Eudin che va via, attenzione, si becca il calcio di punizione, il fallo è di Denisi, rimane a terra Eudin e questo è un altro episodio della partita che la può cambiare a 2:48. Matteo. E a Tilio arriverà credo un giallo per proteste per Costa, che è andato a chiedere a gran voce il calcio di rigore facendosi 25 metri di corsa per andare a protestare con il direttore di gara. Chiaramente non si può fare, è arrivato inevitabile il cartellino giallo, era proprio al limite onestamente. Sì, ma non era rigore. Esatto, era molto al limite ma non era dentro l'area di rigore, ma comunque da quella posizione lì Eudin può far male quasi come se fosse veramente un rigore. Assolutamente, adesso sarà una questione tutta verde oro. Se sarà verde speranza o se sarà oro la parata di Rafael. Il verde speranza è su quello che può essere il destro di Eudin. L'oro potrebbe essere la parata di Rafael. Vediamo, è una sfida tutta brasiliana. Parte Eudin, il pallone esce di un soffio e Rafael ci ha messo il pollicione, ti dico, il pollicione del piede. No, Matteo. Spaventosa la parata di Rafael dalla nostra posizione, eravamo esattamente in traiettoria di tiro di Eudin. A un certo punto ho detto ah, mamma mia che gol che ha fatto Eudin, l'ha messa all'angolino, è andato in spaccata Rafael, ha fatto una parata senza senso, Attilio, senza senso. Sì, sono quelle spaccate che sono amate nel futsal, tu ne sai bene qualcosa, Matteo? Sì, no, dai, qualcosina di calcio a 5 l'ho vista. Intanto c'è un contro calcio di punizione, acqua sul viso di De Martins. 2:19, questo è stato un altro episodio pesantissimo della partita, l'essere decisivo, ha vinto l'oro nella parata di Rafael rispetto, come dicevo prima, al verde speranza. Proprio Eudin, guarda, parlottono i due, si danno anche il 5, Eudin e Rafael, bellissimo il gesto dal punto di vista sportivo tra due ex compagni di squadra, anche si abbracciano i due brasiliani. Questo è lo sport, questo è il grande derby di Catania tra Catania Beach Soccer e Catania SSD, che deve inorgogliere un po' tutta la città rossoazzurra che è al vertice di questo sport. Parte De Martins, destro, Costa il pallone, aveva 3 traiettorie, si è fermato sui guantoni di Costa, ci prova per gli ultimi 120 secondi il Catania SSD che deve trovare un gol per l'assalto finale. Luis Enrique sterza bene, centralmente lo affronta Perciamontani, ancora Luis Enrique, destro Catarino, si sostituisce ancora, poi Ott blocca Rafael. Lungo, Ott in anticipo su Catarino, poi riparte ancora lo svizzero, guardate palla al piede, Eudin tutto solo,
il pallone si alza sopra la traversa, rimane a terra Eudin per un presunto fallo di Farigna. Non c'è fallo secondo l'arbitro, è rimbalzato il tocco con il collo di Eudin sopra la traversa. Matteo Santi. Intervento veramente alla disperata questo di Farigna. Eudin ancora una volta, come in occasione del gol del 4-2, aveva fatto piede perno, scudo col corpo, sento l'appoggio del difensore, mi svido sul lato forte, vado a calciare in porta. Quando è andato a tirare, ormai praticamente a botta sicura, è arrivato da dietro Farigna, contatto neanche col pallone credo, perché la palla viene data rimessa dal fondo al Catania Beach Soccer, e a questo punto dobbiamo parlare quasi di un miracolo difensivo di Farigna. Ma più che altro secondo me ha scomposto Eudin al momento del calcio e quindi non gli ha permesso di calciare bene. Poi se il tocco è decisivo, questo l'hanno deciso gli arbitri, hanno detto di no. La loro posizione è sicuramente più vantaggiosa rispetto alla nostra in questo momento. Vuole pallone lungo, Rafael si affida a Ben Martins, la chiusura di Sirico sulla giocata del portoghese, crono fermo, siamo agli ultimi 90 secondi. 4-2 per il Catania Beach Soccer. Giordani, la chiusura di Costa che poi fa partire Eudin contro Catarino che lo va ad anticipare. Catarino vince 2 contrasti, Giordani, pallone toccato, para facile Costa. 10 secondi e saranno ultimi 60 sul crono. Eudin si gira, frena, Giordani. Eudin si lamenta, voleva sostegni, parte il Catania Beach Soccer con Giordani che ha provato la chiusura di Luis Enrique. Crono ancora fermo nuovamente, 55 secondi alla fine della partita, sono 2 i gol da recuperare. Si assottigliano sempre di più le speranze per il Catania SSD che però torna volenterosamente in avanti, ancora con Eudin che prova il tiro sull'esterno ancora della porta. 35 secondi, Rafael lunghissimo verso Giordani, non riesce a trattenerla. 20 secondi, 2 gol da recuperare. Del Duca calcia, nulla di fatto e finiscono le speranze qui del Catania SSD. Andiamo ai titoli di coda perché il Catania Beach Soccer riesce a staccare e a vincere e a prendersi la rivincita nel derby con la traversa di P. Martins che chiude questo quarto di finale. Il Catania Beach Soccer va in semifinale, si giocherà i primi 4 posti per l'ennesima volta al centro dello scudetto. La formazione di Fabrizio Santos vince 4-2, vince grazie a uno strappo importante nel secondo tempo, grazie alla doppietta di Perciamontani e al gol di Farigna. Ci ha messo cuore, orgoglio e tanta voglia il Catania SSD ed è un vento positivo. Noi oggi abbiamo commentato questa fantastica partita, l'abbiamo commentata e ringrazio anche la Lega Nazionale Dilettanti che mi ha dato la possibilità da catanese di commentare questo fantastico derby tra Catania Beach Soccer e Catania SSD. Va avanti il Catania Beach Soccer, adesso siamo pronti ad andare a bordo campo con Matteo Santi che andrà a prendere i protagonisti di questa sfida. Quindi Catania Beach Soccer avanti, ha vinto l'esperienza, ha vinto anche l'essere decisivo, l'essere cinico della formazione capitanata da Federico Cabral, detto Fred. Bellissimo l'abbraccio, se lo possiamo inquadrare, l'abbraccio tra Eudin e Rafael proprio a 2 minuti e 30 dalla fine. La punizione di Eudin e l'intervento col piedone di Rafael non ha permesso al Catania SSD di rientrare. Si sta preparando il nostro Matteo Santi con colui il quale è entrato e ha fatto come Pippo Inzaghi nella finale di Champions. Era lì al posto giusto, al momento giusto. Matteo Santi, bordo campo con Marcello Perciamontani. Marcello oggi ispiratissimo sotto porta alla fine dei conti, andiamo a vedere il risultato. La tua doppietta è stata quella che ha spaccato la partita, è stata quella decisiva. Tutto questo è grazie al gruppo, siamo un gruppo veramente unito,
dentro e fuori dal campo. Ultimamente abbiamo avuto delle prestazioni negative, però sapevamo che della nostra forza, eravamo a conoscenza della nostra forza e aspettiamo queste partite decisive per poter dimostrare quanto vogliamo. Venivate da un precedente in campionato nel quale che non vi aveva sorriso, 9-3 per loro, c'era anche un pochino di voglia di rivalsa, di far vedere che siete voi il Catania più forte in questo momento. Assolutamente sì, ci siamo uniti dopo quella partita e non vedevamo l'ora di affrontarli di nuovo proprio alle finali. Ci siamo riscattati, penso, la partita più importante della stagione. Senti, adesso l'ultima e ti libero. Adesso quando il Catania arriva in semifinale punta dritto all'obiettivo. L'obiettivo è vincere il campionato da inizio stagione. Sicuramente l'obiettivo è quello, sì, di vincere il campionato. Grazie Marcello Perciamontani. Attilio. La linea la riprendiamo per andare a chiudere. Grazie Matteo Santi per questo racconto a bordo campo in maniera certosina e precisa. Noi abbiamo raccontato questo fantastico derby nelle parole anche di Marcello Perciamontani. Il Catania Beach Soccer va avanti, va in semifinale, prenderà nella parte sinistra del tabellone la vincente tra Al Salab Napoli e Friuli Venezia Giulia. Adesso mettetevi comodi perché arriva un'altra grandissima partita tra l'Energy Pisa e Roma Beach Soccer nell'altro quarto di finale di questa fantastica Final 8 scudetto di Viareggio. Grazie da Attilio Scuderi.